Pronti? 1, 2, 3. Sembra valido il secondo segnale con la velocità da parte di Cometa LL che va a condurre nei confronti di Coffee numero Mail. 3 Crintolite in terza squalificato. posizione Cristofaro San perché Carrera CL sbaglia. Poi Commander Crow e quindi alla retroguardia Numero Casettaro. 1 Carrera CL squalificato. I primi 200 metri di corsa si completano in 16:2 con Cometa LL che guida nei confronti di Coffee Mail, Cristofaro San, poi Commander Crow e alla retroguardia Casettaro. I primi 400 in 31:6 con la battistrada che prosegue a ritmo abbastanza blando, Coffee Mail sempre nella sua scia, Cristofaro San muove all'esterno, prova a proporsi sui primi dopo 600 metri che se ne sono andati in 47,5 con una frazione in 15,9. Sulla retta opposta alle tribune Cristofaro San inizia a risalire, si porta accanto di Coffee Mail e cerca l'aggancio con la battistrada Cometa LL che ha passato i primi 800 metri in 1,2. In evidenza Cometa LL, Coffee Mail secondo la corda, Cristofaro San allo scoperto, Casettaro in pariglia, poi alla retroguardia Commander Crow. Il chilometro se ne va in 1,17 con Cometa LL che guida, Cristofaro San al suo esterno, Coffee Mail allo steccato, Casettaro in pariglia e Commander Crow in ultima posizione allo steccato. 1,31,8 i primi 1200 metri con una frazione in 15 davanti alle tribune. Cometa LL sempre in vantaggio, Cristofaro San che la accompagna al largo quando la piegata destra se ne va in 15,2 e inizia a far sul serio ora Cristofaro San che appariglia completamente Cometa LL, muove in terza ruota Casettaro, passa Cristofaro San che liquida una ferma Cometa LL, il miglio passato in 2,2, Cristofaro in vantaggio, Casettaro di fuori, gli altri che perdono battute con Commander Crow che si avvicina in terza posizione scavalcando Coffee Mail, Cristofaro San in vantaggio, Casettaro nella sua scia prova a rifiatare, l'ultima curva passata in 14,9, Cristofaro San è in vantaggio, Casettaro che prova ad andare al suo attacco, poi di dentro Commander Crow. Nel finale c'è il facile assolo da parte di Cristofaro San che vince netto nei confronti di Casettaro e di Commander Crow. 2,31,5, uno 16,3 il ragguaglio cronometrico per il successo di Cristofaro San. Marco Volpato in sediolo all'allievo della società di allenamento di Basco. Il successo in maniera assolutamente facile per Marco Volpato e Cristofaro San nel finale netto. Il portacolori del signor Raffaele Garofalo che vince la quinta corsa dall'Arcoveggio.